Buon anno a te! Ebbene, dai, non c'è male, vacanze normali, Sicilia. Vabbè, lasciamo stare, guarda quanto ho mangiato pure io. Non ho cap- La cosa più leggera che ho mangiato in questo periodo. In che senso, scusa? Cioè, tu intendi leggero nel senso di leggero, che leggero. Come risponderti a questa domanda? Come risponderti a questa domanda? Ciao caro, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. La cosa più leggera. E qual è la cosa più leggera? Leggero, 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 leggero. Che ha poco peso. Cibo di facile digestione. Facile digestione. Pasto frugale. Frugale, frugale. Di chi è parco nel mangiare e nel bere. Parco, 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 parco. Terreno boscoso, piuttosto esteso. Ah, parco. Sobrio, frugale, parsimonioso. Frugale. Allora, leggero, leggero significa in inglese, vai. Cibo light, esempio, quindi leggero. Pronto papà? Ciao, senti, una cosa, secondo te in queste vacanze, no? Qual è la cosa più leggera che abbiamo potuto mangiare? La cosa più... Sì, sì, lo so che sei all'ufficio, dico, ma... Pronto? Pronto? Ok. Mamma! Sì, ho mangiato. Senti, tu che hai una buona memoria, che abbiamo mangiato da... Ah, 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 addirittura. Fame mi viene. Sì, buonasera. Senta, mi potrebbe ricordare per favore il menù del 31 sera? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, vorrei ordinare una pizza. Sì, questo non c'entra con la ricerca. Sì, la solita, tonno, cipolla e gorgonzola. E una porzione di patatine, senape, maionese. Allora, pasta al forno col cavolfiore, lasagne, cannelloni, polpettone, spiedini, cotechino, stoccafisso, sardi a beccafico, patate, caponata, peperonata, insalata di finocchio, non può essere. Cannoli, cassata, torta alla ricotta con cioccolato, profiterol, tartufo, babà, mignon, tiramisù, panettoni, torrone, torroncini, uovo di Pasqua. La cosa leggera. Acqua cassata. Acqua cassata. La cosa leggera. La cosa leggera. La cosa più leggera. Dovete trovarla immediatamente. Giuro, non lo so, non lo so. Giuro, non lo so. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non
non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea di tutte le abbuffate che la famiglia deve organizzare per assicurare l'ingurgitazione del cibo preparato. Per troppi giorni l'appetito sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il cibo per garantire l'appetito, la contraddizione mostruosa che fa di me un uomo magro e mangione anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità per tutti i pasti avvenuti dal 19 dicembre all'8 di gennaio e che hanno avuto per la precisione 236 pasti con 817 portate. A tutti io dico lo confesso. L'hanno definita strategia dell'abbondanza, sarebbe più corretto dire strategia della cupidigia. Cotechini, lenticchie, impanate, caponata, pasta al forno, panettoni, torroni e torroncini, per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili piatti della tavola, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate con un amaro finale, tutti a pensare che mangiare sia una cosa giusta quando invece è la fine del mondo. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino, bisogna amare così tanto il cibo per capire quanto sia necessario. Questo Dio lo sa e lo so anch'io. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. 100 pasti solo a casa nostra, 100 pasti. Non ho finito. Lo vuoi capire che ora c'è aprile? Lo sai che cosa vuol dire? Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio. Questo è un complotto, non un calendario. Carnevale, perché nessuno parla di carnevale? Oh, e basta.